buonasera a tutti. Allora, io sono di Galtellì, mi chiamo Franca Burrai, sono autrice e cantautrice e con Mario ci siamo conosciuti l'estate scorsa su Facebook, sui social diciamo, e mi ha invitato ad Azzara a luglio dell'anno scorso e da allora sono sempre presente in questi eventi bellissimi culturali e a me fa tanto piacere. E niente, vi faccio ascoltare qualche mio brano. Io scrivo sia in sardo che in italiano. Fino adesso ho scritto penso più di 300 testi, brani attuali saranno più o meno una quarantina. Sto preparando 2 inediti e una cover. E niente, comunque mi fa piacere di conoscere anche lei perché io qui in questo paese non ero mai venuta, quindi grazie per l'invito. Il primo brano che vi presento è Amicu Caro, l'avevo scritto per un amico, perché l'amicizia è quella sacra, quella fraterna e bisogna avere sempre intorno gli amici sinceri. Amicu Caro. Grazie. Solo è bella de amare, credibi che
emozionando anche me, grazie signora, amico caro. Grazie. Brava Franca. Grazie. Mario De Montis è qui e io intanto dico benvenuto a Mario nella sua duplice veste. Uno come presidente dell'Associazione Culturale Alasimbolu di Ossi e pertanto chiedo subito ausilio e aiuto al nostro presidente o chi per lui, chi abbiamo per la nostra Associazione Culturale Primaghe di lei in rappresentanza. Qualcuno venga qui e non abbiate tempi morti perché sto attendendo il coraggio dell'associazione. Scherziamo, facciamo un applauso all'associazione Primaghe che ha lavorato per questo evento 2 giornate, c'è tanto da preparare e vorrei uno scambio, è quello che vorrei, tra le due associazioni. Vorrei che la Primaghe conoscesse Alasimbolu, perché la cosa più importante in Sardegna, abbiamo sentito anche Franca prima, è fare rete. Buonasera a tutti, benvenuti a lei. Io sono un componente dell'Associazione Culturale Primaghe. Sto sostituendo l'insostituibile Eugenio. Che si è imboscato lì. Che si è imboscato là. Niente, noi vi accogliamo a braccia aperte e niente, siamo curiosi di... Niente, cosa fa l'associazione qui Primaghe a lei? Cosa vuole scambiare? Quali sono i saperi? Allora... Devi avvicinare e entrare di telecamera Antonello. Certo. Antonello è il re di questa serata, guarda. Ok? Quindi Antonello ti sta puntando e ti chiedo che cosa fa questa associazione a lei. Noi siamo nell'antica casa di Riu, vi abbiamo trovato qua, era tutto già pronto. È vero che c'è stata una bella collaborazione, mi hanno detto fanno tante cose, io posso prendere un catalogo, guardare, vedo foto, idee, ma cosa si fa? Allora, noi ci siamo costituiti nel 2006, abbiamo fatto svariate manifestazioni, abbiamo coperto tutti gli ambiti, molti ambiti, non tutti gli ambiti. Principalmente cerchiamo di valorizzare il territorio. Noi abbiamo una bella montagna che quasi ogni anno visitiamo e facciamo visitare agli altri. Poi creiamo manifestazioni senza avere mai, diciamo, un iter prestabilito, ma di volta in volta vediamo cosa fare. Abbiamo qualche sito archeologico interessante da far vedere e poi anche il centro abitato lo facciamo conoscere volentieri. Quali sono le feste principali, le sagre principali, il santo patrono e tutti i fatti così aggreganti supremi di lei? Allora, il patrono è San Pietro, che come capita spesso anche in Sardegna in generale, lo festeggiamo un po' meno di San Marco, che è la festa principale. Lo festeggiamo 2 volte all'anno. È che questi giorni sono i giorni di San Marco, esatto. Sembrava la festa del santo patrono. No, San Pietro. Allora, quindi San Pietro, che peraltro dovremmo sapere tutti quando si festeggia, ma siamo il ignoranti. 29 giugno. Benissimo. Noi San Marco lo festeggiamo 2 volte all'anno. Nella chiesetta San Campestre, che non so se vi hanno accompagnato, si trova nell'agro di Silano, a circa 3 km dal paese. Una bellezza. Che sarebbe, noi la visitiamo il 24 sera, il 25 mattina riportiamo il santo nel paese. A settembre ripetiamo la festa, che è prettamente un po' più civile, qui nel centro abitato. Queste sono molteplici attività, c'è da lavorare tutto l'anno. Certo. Quindi volevo pratica farvi presentare un'associazione che invece fa un altro tipo di attività mirata, perché a Setacciato e all'Alasimbolu si dedica a qualcosa di unico e inimitabile, vorrei che lo sapeste. Va bene, grazie. Maria Edu, rispondi proprio al presidente portavoce. Buonasera a tutti, io sono Mario De Montis di Ossi, sono il presidente dell'Associazione Culturale Alasimbolu, un'associazione che è nata su 2 mesi da noi, un pare a Dolores Nieto che è un pare a noi, ed è con Rosa Corongio che noi portiamo da Sala. E noi ci siamo leati a coro proprio questa valorizzazione della limba sarda, la poesia e tutto su che è tradizione.
Capite? Per noi con tutto questo bagaglio culturale non che io vedo era un'identità forte, che da poi questa identità riuscissimo a essere un popolo che difende tutto questo bene archeologico, ambientale che abbiamo. E poi tanto da noi è una missione, noi dai giorni che noi abbiamo fatto già che manta evento, forse non esiste un'associazione culturale che ha fatto evento come ha fatto la Simbolo. Però veniamo snobbati dalla stampa, ente regionale, cosa che però noi, grazie all'amicizia come potete essere Alessandra e altre associazioni, andiamo avanti. Ora ringrazio Saida De Leghi che mi ha ospitato, Alessandra che ci ha invitato. Sono io che può presentare un libro che non fa che parte del suo bagaglio mio, però questo la puoi piegare da voi, qui è nascito questo volume che è scritto tutto in lingua sarda logudorese, proprio può essere coerente a sa valorizzazione e promozione della lingua sarda. Tutto sono limbato, pure il capitanizio, devo ormai fare un che si sia di questa linea, che è un problema, questo dimostra che su saldo, e non fa differenza. Grazie Mario, grazie Roberto, Paolo Dessì. Paolo Dessì che ha portato voce, lo ringraziamo, però dobbiamo fare un applauso speciale, là lo vedete, per Eugenio Naimoli, dite bene i cognomi. Vi faccio vedere intanto una locandina meravigliosa, la mostro a tutti, fatta a mano completamente. Quando non funziona la tecnologia dolce cantante Franca, bisogna andare così, a Santiga, e quindi nel Sugonnotto noi abbiamo avuto queste locandine per il paese che sono meravigliose, sicuramente originali e nonché un'opera d'arte. Lo ringraziamo ancora di più perché ha commosso anche le persone inserite qua dentro. Voi siete parte di 2 giornate che sono state qui portate all'antica Casa de Riu. Il titolo della manifestazione è stata Liberando la creatività in racconti di tradizione. Questa è una casa che ha la tradizione e per questa parte qui si è rifatta nuovamente il look e quindi ha la parte di contemporaneità che rispetta la tradizione. Sembrerebbe quello che vuol fare anche alla Simbolo e nello specifico sembrerebbe quello che vuol fare Mario. Però dobbiamo essere sicuri che quello che vuol fare Mario non sta a farci stagnare in Sugonnotto e nel passato, ma a farci andare avanti. Oggi parleremo di Antonio Andrea Cucca, che vi presento, detto anche Cucca semplicemente per gli amici, Antonio e Andrea, eccolo qui. Vi racconterò di lui, prego. Chi è che sbuca? Ah, prego, lo scultore Fernando Mussoni di Lorai è l'autore di quelle opere bellissime. Qua è apparso dalla Sardegna, è emerso dai Quattro Mori. E volevo dire questo, che speriamo che quest'opera, perché noi ce lo auguriamo, sia nel rispetto della tradizione ma anche verso il futuro, perché bisogna capire come conciliare. Siamo in paesi spopolati, senza natalità e continuiamo a voler parlare la lingua del bilinguismo quando non c'è nessuno. Quindi un problemino ce lo mettiamo in più, oggi meno, forse più, speriamo che, poi ci racconterai come questo sardo si collega nel 2025, perché bisogna parlare anche l'inglese. Ho appena pubblicato un libro di una poetessa sarda che ha scritto in sardo, in inglese e in italiano, perché ha detto voglio che arrivi dappertutto. Quindi è un esempio, però dico, tra tutto questo chiedo proprio alla carissima Dolores di venire qui e aiutarmi. Mi dovrà dire qualcosa di Mario e farà anche una lettura poetica, fa tutt'uno, perché conto in serata di avere anche 10 minuti per ripristinarmi la voce di Franca. Allora si può vedere dove vuole, a lei il palco. E la ringrazio tanto per essere qua. Fedelissimo. Buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere in Leno, che vi ama Iennida, dunque c'è bene da conoscere
quella lavoro con minoredda bene arrivata. Antonio Andrea Cucca ha sempre appassionato Mario e ha ricominciato con la ricerca, poi te l'ha cominciata con la ricerca. Ai Tesaida de Ossi dedicata a Antonio Andrea Cucca un concorso, forse uno dei primi concorsi organizzato in Sardegna. Ma di questo Antonio Andrea Cucca non si chia nulla e finisi tutto curioso, cioè non si sia da ufficialmente agattare qualche cosa dei scritto da Sato. E Mario con santa vascescia, mesi e mesi di ricerca, resessido un vago a ricostruire la vita di Antonio Andrea Cucca. Dionaro sempre che mi fido un pantu all'usigire durante la ricerca, hai te veramente vita appassionato ad ogni cosa che coperia da messaggio, poi coprire il gusto, ha pagato gusto, ha pagato gustattero, l'ha fatto con un entusiasmo e con un'azza veramente ammirevole. Sul libero insomma ha fatto tutto isso di mano sua ed è veramente una chicca potonare, una cosa veramente bella e semplice da leggere e da coprire con la vita di questo poeta. Comunque come volete illustrare isso, Dio saluto. Aspetta, hai abituato a parlare subito Mario, a lasciare poco spazio, invece oggi conduco io e comando Deo, e visto che siamo qua, cara mia, vorrei sentire subito i versi prima di tutto di Antonio Andrea Cucca. Hai una bella poesia da leggere e così alterneremo tuffi poetici ai racconti di Mario, che per combinare questo libro così particolare, un po' oscuro, sembra quasi che Cucca venga dall'aldilà e sia un fantasmino, vero? È una duennedda che appare e è fatto apposta con questa attira. Sentiremo, in pratica è la biografia, è un racconto, è un saggio, un componimento poetico, una raccolta di un poeta analfabeta, e non è poco, forse era meglio. Antonio Andrea Cucca fu famato come poesia a bolo, in sa gara poetica seguita prima in sa linea in una maniera maniacale, cioè se io penso alla vicinanza mia, penso a Deo e Babbo seguendo sa gara poetica in sei vidas in occasione della festa dei suoi santos. In uno silenzio che pariva quasi irreale, nonostante la piazza fu piena di banchitas, di cadreas, di gente sezzida, aveva un silenzio articolato tutto con rapimento, però isso è descritto pure qualche poesia a tavolino. Questa è una vago longhetta, ha descritto una poesia di amore, però io come so senza chiares, eccoli. Sei accesa, galoppata e nubito. Dunque, è una poesia dedicata a Sabella che amo. Noi chiamo chi è vidi con Sabella, ma tutto che chiamo se cusa femmina. Se mi ponzo a riposare, prima che sul tulè, appena che penso in te, su riposo mi dormentat. Caso io mi presenta su viso amoroso, e quando isetto riposo, o io non posso serrare. Si pro combinazione succede di mi dormire, tu esolis apparire, subito in sa visione, che gli esseres in persone e con me discorrende, e tutto gusto comprende chi ne di da amare. Si so in missa cantata o attera funzione, seguo dessa passione, santo spromello pindrada. Este a tie ogni mirata, senza pensare a niente, pro te, columba innocente, non vedo manco saltare. Si so in calchi gombito, o va divertimento, pro me non vada alimento, né promandico né bito, sino a coro affliggito, e pensare a tie e via, tutto solo in allegria, e Dio essa su ispirare.
Duncas, si eu amo a tie, con un amore sincero, de matessi amore vero, tue puru istima mie, pro chi benza ad un'udie, delle nire su dolore, e con digno vero amore, sunan, soccorros appare. Si due notin appena, de cul lugor frizzato, prestu a sa vider gelato, su sambene intro sas venas, e isa dies amenas, con un tempo passaia in tristura e angustia, a sa vider cambiare. Duncas, pensa cantu patto, pro amare a tie solo, afflitto e senza consolo. Sal mezzus oras magatto, narami com'ente fatto, si vivo da te lontano, fa che di te coro umano non mi lessa spassionare. Si ti nara a caliguno, chi non so digno de amore, cus'esto un traitore, chi va che desimportuno, ma già conosco d'ognuno calesa mia onestate, chi in me lo va falsitate, negoro fintu in amare. Finis columba estimata, amami com'ente t'amo, c'altra cosa non bramo, né mezzo siendo abbata, de esse contraccambiata, s'amore de duos amantes, chi vedeles e costante intentan, sa die passare. Dio con la collegida si è all'interno del suo libero e comunque del suo libero ne vedano loro due signori. Grazie, nel frattempo stiamo affricchilonando cercando di mettere la musica, se qualcuno volontario ogni tanto vuole venire prova, però senza ostacolare tutto il resto, perché Mario lo sto lasciando là a friggere stasera, perché vuole subito passare a raccontare, ma c'è bisogno di fare un'introduzione in lingua italiana che farò io. Ovviamente vi mettete un po' non davanti a me, Franca, grazie. Volevo dire e raccontare la bellezza di Cucca. Cucca chi è? È stato un analfabeta. Sicuramente i versi non li ha scritti. Quello che ha letto Dolores non l'ha scritto lui. Franca ha scritto 300 canzoni, ma Cucca non ha scritto nulla, perché lo dettava agli altri. Magari come Cirano c'era qualcun altro che scriveva altra roba, non sapremo mai se è vero, e invece no, perché mi hanno detto anche questo. Lo sappiamo perché per un bel periodo si è mantenuto con i bei premi delle ovviamente estemporanee poetiche in giro per la Sardegna. Mario ha fatto un lavoraccio a ricostruire la vita di questo ispirato poeta. Ispirato perché? Perché non scrivendo, e chi scrive lo sa leggere e scrivere, trova ispirazione anche da testi. Gli altri non sanno leggere, o glieli hanno letti, o li ha sentiti, o se li deve ricordare, e se li deve ricordare tutti a memoria. Quindi sicuramente Cucca, per gli amici noi, di Sassari o di Ossi ce lo racconterà Mario nelle sue indagini, dove per indagini veramente ha riempito gli archivi della sua presenza cercando dati anagrafici, dati tecnici, tutti i fatti del Cucca, per arrivare, da una parte ha fatto un bellissimo lavoro, trovate le poesie anche qua dentro, ma le poesie sono parti di quelle cantate che faceva durante le estemporanee. Quindi sono abbastanza lunghe in quel senso, tutte composte al momento, con le regole che conosciamo, ce le racconterà meglio Mario, però sicuramente il mistero di Cucca rimane. Non scrive, non legge e crea capolavori all'istante. Questo già basterebbe per lasciarlo là, in un Olimpo poetico, e studiarlo abbastanza. Ma siccome non lo studiamo perché all'Accademia ci è andato poco, bisogna dirla tutte sempre, perché io non lo nascondo, ci sono anche le regole, come per l'arte ci sono gli autodidatti, nella poesia c'è tanto da studiare, però ci sono questi qua, come le donne. Le Atitadoras non andavano certo alla scuola ed erano altrettante analfabete, lo dobbiamo dire questo. E quindi significa che la poesia è qualcosa che non viene solo dal leggere e scrivere, ma viene da qualche moto lontano o vicinissimo all'anima che non sapremo mai. Mariedu de Montis.
Grazie Alessandra. Tanto devo cominciare con un'ottava famosissima, in cui mostro che Antonio Andrea Cucca fu di uno dei 7 poeti più manno che fu in Sardegna in questo periodo dai sono weekend, e narragoi, secondo i suoi criteri di saggiuria, crea in cuvetto un lucido astro, in testone potente poesia, s'eleganza e su genio in pilastro, s'eloquenzia in Antonio Andrea. In contenes artista e vero mastro, farina vo satiras geniales e moretti vo profundos ideales. Ecco, a uno poeta che è definito poi eloquente, è finito in dimenticatoso, in Sumuda. Questo è un grande poeta in Sardegna che per 40 anni sono stato aiuto per la vita di Sardegna, pure il suo capitano, avete fatto gara poetica pure il suo capitano. E pertanto questo poeta è stato dimenticato soprattutto dai Saida Mia di Ossi. Capite, in Ossi ha vivito 37 anni, capite, in Ossi si è cogliato. E pertanto io, questo uomo appassionato di poesia, di tutti scrive poesia, mi sono sempre domandato chi fu sua mamma, ad esempio, di questo poeta, chi fu suo babbo. E te fida, hanno dato una biografia. Poi andate su Wikipedia o in Egerides, in internet, e agattate questa due scritto coi. Antonio Andrea Cucca, nativo a Sassari da genitori di Ossi, Faula, è una delle stelle di quel primo firmamento poetico estemporaneo. Con perenne vena successo si esibisce su palchi per circa 40 anni, riuscendo a confrontarsi anche con i grandi improvvisatori della generazione dei vari Raimondo Piras, Barone Sasso, Barone Budrone, di Cucca a cui si ha scarsa documentazione biografica. Si ricorda l'arguzia e la ricercatezza nel trovare la rima meno scontata e più affetto. Ecco, qui si è scarsa documentazione, ecco, questo mi ha aggiunto a chiedere chi fu questo poeta. E sono entrato in biblioteca universitaria di Tatri, sono entrato in archivio di Stato, sono entrato in logos proprio che mi fa che meraviglia mi pure di essere ritratta, io ho la terza media, non sono manco un studioso, però l'amore e la passione mi ha aggiunto a chiedere. E chi ha vissuto una storia, oggi che fu suo genitore, Cucca è nascido, tra l'altro una cosa veramente interessante, storica pure, chi chicca. Questo uomo è nascido nel 1870 ed è nascido in Surio Mascari, sotto la rocca di Ghigizzo, che sono la rocca sulla galleria in Trento in Tattari, in cui è un mulino idraulico, in cui da lì a Savarino, su trigo in questo tempo, no? E so cereali. E suo babbo fu di un molinazzo. E prodante è nasce di cui è una domo ed è nasce di cui. Su Rio Mascari, faghia dell'Accana a Tattari e a Ossi. Capite, fu di sul 1883 la Sardegna è stata divisa, ogni data dall'Accana sua, no? Sul Rio de Mascari fu di Salacana tra Tattari e Ossi. Pertanto, quando è nascido, è stato denunziato solo su Saghia, in Santo Nicola, i suoi genitori furono residenti in Tattari, furono residenti di Sanurra, in la zona di Santo Iurse, in Arada, sotto su monte Chirra, Zirra. Che è finito in tribunale questo fatto di essere nascito in Laccana. Capite che è nascito il suo genitore, sono andato a Ossi a denunziare, che era il territorio Ossi. E il suo comune Ossi l'hanno andato a Tattari. È andato a Tattari e il suo comune Tattari l'hanno andato a Ossi. E pertanto il suo genitore, lui si è una visita vagare, il suo genitore si era Lorenzo Cucca, e sua mamma si era Lorenza Virgilio De Gussuine, mentre suo babbo fu un po' di generazione in Tattari, però fu di razza dei Dorgali,
sa generazione eravamo mano a mano fornite d'orgali. E quindi è venuta solo andare militare, all'ompido 20 anni su Cucca, e l'hanno chiamata a fare questa visita del militare, del soldato. E non ha cattato nulla in suo comune né di Ussi né di Tattari, però hanno appido usato dei nacchi di Santo Nicola in Tattari. E quindi hanno denunziato il suo genitore, militare, sa giudicia. Quindi vada più un processo. Il suo genitore si è stato convocato, vada due chi fascicolo, che devo a pure lo sappo, non in noghe ma lo sappo, però sul noghe, entro sul libero. I suoi genitori si sono difesi, niente su chi può sapere dei Sara, noi l'abbiamo denunziato, siamo andati a Ossi, ma non sono andati a Tattari, in Tattari non andati a Ossi. E pertanto non gli hanno fatto nulla, non lo hanno condannato, poi a 3 anni di galera devono denunziare un figlio. Se l'hanno salvata proprio che lo hanno aggredito, sul giudice Giua, lo ha aggredito, però lo hanno condannato ad andare a denunziare pure tardiva, una denuncia tardiva. Quindi ci hanno denunziato su comunità a 20 anni. E entro il libro per pure usato dei registri che hanno. Questo è a 20 anni. Poi la sua babbo fu bracciante, oltre ad essere pure un molinario, viveva in Sanurra, quindi a suo pane assicurato, capite, produveva un trigo. Invece io sono appassionato di poesia, li piaceva a lasciare in giro, una Ida Satra, Tustoso, no? Infatti vado un'ottava, che come non lascia perdere tempo, però è che i cui che proprio suonare questa vita che faceva in questa età. E abitai a voi a 20 anni siete innamorati di questa piscina, potete dare che questa poesia che ha letto da loro sia dedicata a questa piscina, che si narra da Lucia De Martis, da voi Bolonaro, capite, va troppo nome, data. E praticamente a 20 anni siete innamorati di questa piscina, convivia, da quindi fu da denante questo tempo, convivia già in domo, in via Sumonte, in Sulumido, abitava in via Sumonte con questa piscina e ha più un ufficio. Questo ufficio si è presentato in comune, sul comune Sulumido, abitava di Almedo, e si è presentato su Luisso Nende che giochi sul ufficio in braccio, l'ha andato con il figlio mio, l'ha proposto Agostino Cucca, e l'ha denunziato solo isso, solo a nome suo, senza sapere il nome di sua mujer, di sua compagna. E va da più me da critica, che avete narrato che questa piscina si la porta incinta, la più ufficio che è ricca, che avete a Palattos, invece voi piccoli di noi Biro, che avete questo Agostino, a Papi Duattos, che ha tripagliato sargentiera addirittura, quindi un operaio. Si faceva un ufficio ricco, uno fu tripagliato in sargentiera, e poi tanto ha dato questo ufficio a 20 anni. In questo periodo fai a gara pure poetica, in salvezza di Nostra Signora d'Italia, quindi fu già una poeta appassionata e importante in questo periodo. E poi a sedata di 37 anni si coglie da Ossi, conosce una piscina di Ossi, si narra da Antonia Maria Sanna, io sei a 37 anni, si è andata da 8, si coglie in comune sul 1907 e sul 1908 si coglie in Cheia e ha più 3 figli in Ossi. Quindi questa famiglia Cucca che sono in tutto il mondo, capite? Soffiso pure hanno appido 3 chiedoi, quindi vada Cucca in Australia, Belgio, Olanda, in tutta Europa, veniamo pure in Sardegna, in ogni luogo, Liena, vai a tuo fratello, tuo figlio, in Liena, e in tutto il luogo. Poi la carriera sua è cominciata proprio sul 1907. In quest'anno ha fatto tanta gara, e quest'uomo è diventato famoso pure, che è stato su mastro perché è appassionato di poesia improvvisata, non potete conoscere Raimondo Pira. Raimondo Pira fu disallievo di questo poeta
e Barone Budrone del Bonnanno avuti il sicuro. Tant'è vero che la prima gara che hanno fatto sia Piras che Budrone la sono fatta sempre a mano tenta con questo poeta, pure che vogliamo. Poi è morta sua mamma a 57 anni, suo babbo Lorenzo si è tornato a cuivare con una che manta Chimbanno quando si è tornato a cuivare suo babbo Lorenzo con una piscina di Luigi Altea, una piscina di Sorso che tenia da 21 anni e ha appido due figlie un cultatero matrimonio e li sono morti a tutte e due. Una è nata in Portodurre, però è morta in Ossia a 6 mesi. Questa si narraia da Antonietta e Teresina è morta a 3 mesi. Quindi fu destinato questo uomo a essere proprio figlio unico di ogni maniera. E questo è canto. Poi su 1945 e su Seghi di Frealzi su 1945 si è morto e si è morto in solitudine, perché fu in piena seconda guerra mondiale, però tanto si fu piangendo 20 chimbe giovani morti questa seconda guerra mondiale, quindi questa morte di quest'uomo è stata proprio che l'hanno aiutato il suo compagno, suo ridero, ed è stato dimenticato per 40 anni. Dopo i 40 anni un uomo di Ossi che si narra da Giacomo Reso, appassionato di poesia, l'ha dedicato il suo primo premio di poesia che il suo comune ancora di Ossi fa, che è il suo secondo concorso di poesia più longevo che c'è in Sardegna, da voi questo dei Ottieri. E quindi il suo concorso di poesia di Ossi è dedicato dal 1984 a Antonio Andrea Cucca e in più ce l'ha dedicato una piazzetta in cui è una rocca manna in mezzo e noi sul ricavato di questo libro li vorremmo fare una targa commemorativa questa data di nascita, di morte e con una poesia sua. Che la vedano tutti e lo sappiano. E questa è la storia di Antonio Andrea. Grazie per adesso. Una piccola pausa a questa storia emozionante che si interrompe però la carriera di Antonio Cucca, il Cucca si interrompe con le leggi del periodo del fascismo perché sono vietate le estemporanee, perché non si possono magari vedere prima i contenuti in quanto nascono spontanei, potrebbero essere non verificati e non vagliati, quindi incomincia a avere necessità di guadagnare in altri modi perché guadagnavano bene i poeti estemporanei, i concorsi poetici erano ben remunerati, si sono fermati, un po' congelati e ha iniziato a fare anche altri lavori perché il lunario andava sbarcato, mentre chiamo Pierino De Villa che ha qui con noi sempre è dell'associazione All'Asimbolu e ha un componimento che gli è nato spontaneo, non fermiamo la spontaneità della composizione estemporanea quasi di Pierino perché l'ha scritta in Facebook, quindi lo chiamo qui, dice la posso leggere, l'ho letto nei commenti e ubiquo in tempo reale viene Pierino De Villa da Codrongianus e poi Gisella Puzzu deve leggere, invece poetessa, ci deve leggere 2 versi tutti dedicati a lei. Pierino, buonasera, c'è un microfono lì, se no ti do questo, poi torniamo da Mario. Se qualcuno, aspetta Pierino, se qualcuno in volontariato c'è sempre da sistemare Franca, poi arriva, va bene. Pierino, leggiamo e ascoltiamoti forte e chiaro. Benissimo, Io ringrazio da un Mattessi, io ho fatto parte sempre con All'Asimbolu e ringraziare pure Isabella Ide e lei, Maria De Monti, All'Asimbolu e Alessandro Orcinelli presenta sul libro di Antonio Andrea Cucca. Tanto poi si ascolta, mancare in questa dia non podia, come in te ipotesi, o di mancare, sa gente di lei che la so salutare, che amante di sa sarda poesia. Onore fagra suo grande poeta, connotto che Antonio Andrea Cucca, sa smelodia, e Santa Iucca, che con amore da coro la sbetta. Onore Gai, sua organizzatrice, e lei, per suo grande poeta stesso,
questo banto non si ande peso con ottusiada in Sardegna, né cantonandia, poeta eloquente, poeta riverito sia da gente. Bene, finita. E questa è la contemporaneità di Pierino. Grazie caro Antonandria, ci sta ascoltando, così eloquente, così dimenticato, ma noi lo rispolveriamo. Gisella. Un attimo, perché ce l'ho anch'io. Ma ce l'abbiamo qui, lo leggi da qui, dai. Bene, grazie. Qui ormai facciamo tutto solo notu, carta, niente PC, vedi che si è ribellato il PC. Se Franca non canterà senza PC, gli mettiamo la base del telefono altrimenti. Io sono Gisella, sono di Selagius, grazie a questa associazione sono stata invitata per venire qui a lei e grazie anche a Laura Dereo in questo posto meraviglioso, incantevole e poi magico. Quindi quando sono arrivata ho avuto questa estemporanea, un'estemporanea. Lei si sentiva l'aria profumata, incomprensibile nel momento, dava il benvenuto. Era lei, profumava d'arance con fiori di calle nei giardini antichi. La festa di San Marco si festeggiava padrone dell'antico borgo, con antiche usanze e racconti, sentieri oltre la porta del passato. Ripetiamo gli ultimi versi. Questi ultimi versi li ascoltiamo bene. In questo borgo di lei accade, poi borghi. Qualcuno ha detto teniamo bidde ma non borghi. Qualcuno mi dice sempre tutto su del Malaspezia, appunto. Lo leggi bene l'ultimo verso, l'ultimo. Allora, con antiche usanze e racconti, sentieri oltre la porta del tempo passato. La porta del tempo passato è quella dove stanno entrando nell'antica casa dei Riu, è quella di quelle dimensioni. Ispirato a questa porta, in effetti. È una porta senza tempo, e così è senza tempo la poesia, e così vive il poeta, sempre girovago in quel momento. Antonandria anche donnaiolo, possiamo dire, un po' sì, un po' no, si descaresce dessa vivella precedente. Questa serviva per fare la poesia prima, poi era dedicata e universale a tutte le donne, vero? Quindi va bene per tutte. Lui voleva dire c'era per quella, poi però andava bene per tutte. Ma Arca, lei è pronto a leggere qualcosa? Mi hanno detto che anche lei da Ossi. Da dove viene esattamente Gavino? Gisella, grazie. Tutti da Codrongianus. Codrongianus, terra poetica. Peraltro questo signore vince pure i premi. Oi oi. Questo è tostau. Calincuno capita. Calincuno capita. Saluto a tutti. Vai caro, vai. È ben cantato. Io ringrazio Sorcinelli, Mario, io sono Matteo, siete alla Simbolo che presenta questo libro pro Antonio Andria Cucca, questo poeta bravo di Ossi. Io ho bisogno stato proprio che ha presentato la prima io sul libro in Ossi e l'ha poi fatto una poesia che io stasera la torro leggere in ove, proprio dedicata a Isse Antonio Andria Cucca. E poi a ultimo a questa poesia sarda, che la poesia sarda ormai si sta andando, una volta che si imbestano i poeti che sono in circolazione, poi Sarzofano, Risco, sanno a seguire. E in finale queste roba edersina si produce pure per questa poesia. Tanto a mentende il poeta Antonio Andria Cucca, poesia d'orra che ha tanto. Per me è un anno onore ben zainove, però a mentare un poeta di grande valore. Ossi non lo poteva da olvidare, è un libero, l'ha titolato sa famo meritata prioritare. Questo poeta che ha affrontato sopra il spalco di Sardegna tantos poetas di tempo passato, sa figura sua restata sdigna che vittoriosa una bandera onorende sa poetica insegna dessa vita in sa caminera che in suo dono che io dai una schida ha fatto una manna carriera umile affrontende sa vita che sa famiglia numerosa del coruso che modestia è stita ma sa natura mamma prodigiosa
compensato a questo caro viso che si chiama abbondante, virtuosa. Quantas cose hanno avvocato a pizzo, eloquente, che maestria, che n'ha di cultura una izzo. Casa dotte, la ia da innadia, che ne fa che studios mannos solo sa naturale poesia. Cantende modestos pannos, historias de vida naturale alegras o bienas de afannos, que en versos metricados o cabales ha cantado fatigas e suores descriendo triballos rurales, historias de penas e dolores, ricas de buenos senso, fantasía e medas de afectos o amores. Custo ficuca Antonio Andria, e sempre dura su suo ammento che sos mannos de sa sua zenia. Reposa in s'eterno ausento 80 annos passados da sa morte, ma non muori sa fama chi sia attento. As organizzatore, buona sorte, pro s'impigno leato e cumplido, cucca a cansa da sa celeste corte. Camariello Monte, rese sito, sopra a battire a finitia, presentendela in questo convito. Dai coro, iad invoco e via, o fortuna che tutto tua feras sigas poesia in cada via. A bifendes o sognos de esperas, torres ancora che in primaria, volende alta, che nada de zeras, s'identità sarda, resta e via. Grazie. Questo inno di Arca, ma un componimento così, Bugano Vagu, in quanto tempo si scrive? A volte fino a mezz'ora. E c'è una metrica pure in conca, l'avete sentita? Le onde del mare. Che la metrica non si ha da innanzi, e se uno si deve presentare in cara gente, per che nessi su minimo deve presentare, deve distinguere nessuno pago su minimo questa poesia, voi a essere perfetto, non siamo poeta è una parola manna, io so un mezzo poeta, però un grande appassionato. Ecco, Sentito questo, quindi ci possiamo improvvisare sino a un certo punto, bisogna anche studiare e imparare. Devo leggere una tua sottafa di Antonio Andria Cucca, una che un collega suo si fu lamentato in una gara poetica che sa musere e sul viso lo trattavano male, no? E che riadono così da Antonio Andria. E Antonio Andria l'ha risposto: questo pipio tuo mi dà una pena, però Teo non può tagliare. Tu ti l'hai slegata sa catena, a te tocca alla tracinare. Lasciato aereo e calchi maglialena, può andare bene a te deliberare, ma che ti l'ha legata troppo fissa, ti casa morre tracinando a issa. Questo è attualissimo, questo è attualissimo. E poi ne legge un'altra, capite, quando come te può di Sara fa che questa gara in Solomedo, in Olmedo, questa festa della Nostra Signora d'Italia, ogni anno, che è abitata di Gue, lei ha una pubblicità, che lei ha una voce in prigione, pubblicità con e invece poi si è presentato e non fu vero. Pensate che dai culto ottava il suo archivio di Stato ha poi pensato, ma magari quello che è finito in prigione è vero. Invece sono andato in archivio di Stato e noi bisogna tutta questa denunzia che in passato ogni persona ha abito, perché per una denunzia, un processo in archivio di Stato pagatate tutto. Beh, questo mi è immacolato, non vada manco un minimo denunzia, quindi fu un uomo onesto in tutto e per tutto. Quindi questa cosa che l'hanno arrestato fu faula e esso gli si è dedicato questa ottava tempo sa poi. Ancora in libertà di Antonio Andria, manca risia da misero de pannos. Soscana nato che in prigione via, in galera lo sponzano po' 30 annos. Sempre vivendo in mezzo ai suoi sfannos, tanto a Bezzesa che in Pizzinia. A tutto di andare con sa pena, con de che 8 yogos de catena. Questo è l'augurio che gli si è dato. Tanto fu de moda questo. I pettegoli e crastoli e quelli che diffamano gli altri. Crianare poi che questo poeta ha vinto tanto concorso, questo ha vinto pure una medaglia d'oro in Porto Turris, 1930 mi pare.
ha vinto una medaglia d'oro. E poi la gara poetica, ha vinto tanta gara poetica in produrre in altro luogo, in Sardegna. E noi sono poeti non veniamo pagati come in comune, poi ne chiamate 3, 2 o 3 batto, lo devi pagare tutto battono. Tanto fu un pure chimbe poete, e vinche solo uno. E isso di questa gara solo uno, non ha vinto l'umeda, ed è curso che ha pesato pure la famiglia. Però non basta io a corso per pesare 3 kg, quindi è stato inventato tanto di questo trivaglio. Era è arrivato pure a costruire borsellino, che sono in fotografia, che ancora lo tenete. Creativo. Era molto creativo. E poi faceva da rodiglia, poi so bicotto, bendi a manico del sappo, e poi la cosa più bella, in sul librichetto di poesia, dessa poesia sua, che io ad Olomano sono difficile. Autopubblicazione. Infatti questo libro ormai, la biografia ormai questa è completa, si può chiamare carattere antenato, si può chiamare carattere tale, però non sembra che come biografia è completa, come la cosa di chiamare la poesia, no, mano a mano che devo agatto cosa nuova che lo pensi nuova. La bellezza di un libro è che è digitale, non mi sono arrumbata per una casa editrice, una Ramos, che può fare in grande quantità, invece no, che devo che su uno, che mi deve fare in uno, mi che so te, che mi deve fare in te, e lo porto sempre a arricchire mano a mano. E questo sono molto orgoglioso, perché non sono un scrittore, sono freelance, ho fatto atti di sua vita, organizziamo su serata di poesia in tutta la Sardegna, però a scrivere un libro mi sono proprio inventato e porto in gioco. Una cosa ti voglio chiedere, Mario, bravissimo Mario. Voglio chiedere, adesso abbiamo tutta la storia di Cucca, prima non si sapeva se era Sassari o Ossi, c'è un cespuglio che divideva Sassari e Ossi, adesso lo rispolveriamo. E ti diciamo che lì e là, prima non gliene fregava nulla a nessuno, adesso vedrai che lo reclamerà sia Sassari che Ossi e diranno: è mio, non è nato qui, non è nato lì. Come hai fatto a fare queste ricerche? Sei andato un po' in un luogo, un po' nell'altro, hai preso appunti, hai chiesto alla gente, e le testimonianze poetiche te le ha visto che lui le dava agli altri, come le hai portate fuori per metterle qua dentro? Erano volanti, non avevano neanche le telecamere, non potevano registrare, quindi come facciamo a capire che sono vere, che sono sue e che sono già state raccolte, e quante ce ne sono in giro ancora? Barantano ha cantato in tutta la Sardegna, infatti la ricerca che sono fatta come questa biblioteca universitaria di Tattari, la ricerca che sono fatta sull'universitaria di Tattari è proprio gussa. Capite, bisogno della nuova Sardegna che va dal 1891 fino a tempo nostro. E pensate su rivali che potete fare rigue, anno per anno, mese per mese, può accattare questa gara che ha fatto Cucca. Capite, se non fa Sardegna, tutta la gara che ha fatto la pubblica io da in More, Sebonare, che è andata già, entro i nove, gara poetica. Entro questo libro cada 3 gare poetica che non sono complete, sono su chi si sente 7 ammentato che ha descritto e sono 3 9, sono 2 di Voltodurre, che sono 1902 e 3, 6 Cuspini, che sono 1920, e poi in Trino che cada ottava che ha fatto con altro poeta, con Contene, Testone, Budrone, Farina, eccetera eccetera. Ci sono degli articoli di giornale? Sì, eso che pone di Sara, questo è un pocato da articolo del giornale della biblioteca del Tattari. In noi dovete andare anno per anno e lo chiccare, dovete chiccare tutta questa cosa. E quindi mano a mano che lo facciamo che la ponza. E questa è una testimonianza che Issu ha fatto gara in Mores, in Tissi, in Cagliari,
è più scientifico. Domanda brutta finale. Aspetta che... Domanda brutta finale, me l'hanno chiesta al bar. Al bar, di lei me l'hanno detto. Intanto sentite che è parita la musica di Franca. No, adesso lascialo un attimo. È così, è lei, è una Giana. E mi hanno detto al bar, ma chi l'ha detto che Antonio Andrea Cucca è su Mellu, su Este, su Oetta, Cindè pure noi, ce n'è lì. Io mi sposto in ogni paese e mi diranno questo. Ora Mario, ti devi assumere questa bella responsabilità di 10 poeta sta nell'Olimpo, facciamo nel podio dei primi 3 o dei primi 5, dove lo mettiamo? Abbiamo 377 paesi in Sardegna, Occio. Allora, Antonio Andrea Cucca non lo ha rodeo e non lo ha nessuno in questo periodo che siamo vivendo noi. Questo che l'ha scritto noi, questo poeta eloquente, non l'ha scritto Deo, no, questa è una mia invenzione. Questo me l'hanno dato, sa gente, sono amantioso, sono appassionato di poesia in questo periodo, dal 1900 in poi, e l'è restato un suonaco. Se voi andate a controllare il Tagarenare eloquente, voi sapete che questo fu un predicatore praticamente, uno che è sempre sa sottava pronta, pure sa più difficile. E quindi fu considerato dai sassente, io non dico se fu suo primo, è sempre vero andare suo primo, no? Però fu mi piace che da narchi fu uno dei suoi più manno di questo. Ecco, compare a Gafino Contene. E poi un'altra cosa che mi ha dipinto ai Cristo Libri, che Gafino Contene l'hanno dedicato 2 libri, l'hanno dedicato un monumento in Bonorva, l'hanno dedicato tanta cosa. Sa. Invece Antonio Andrea, a parte che stava dalle adatte. Voi conoscevate questa storia? Nessuno, eppure siamo a 80 chilometri, no? Da Ossi. I sassaresi la conoscono questa storia? No. Cosa dicono di Cucca i sassaresi? E fu quasi dimenticato per noi, sono stesso, quindi immagino come te fai a non la conoscere. Sono passato 80 anni da quando è morto. Infatti Deo questo l'ha presentata, sono 80 anni di sua morte, su Bindichi de Freaso. Benissimo. Quindi questa targa la facciamo tutti insieme, collaborando e comprando il libro. A quanto costerà questa offerta? Allora io lo pago 11 euro e lo salete 20 euro. Sono 4 euro se vi può comprare questa targa, che è una targa di tutta che fa che ne coma, no? Di questa non dico come te la fa, perché non si distrugge a suo sole, a suo vento. Sardegna. Noi del Mammaro, capite, sul Mammaro li fasciano. Mi pare che è alluminio. Benissimo. Ed è da telefonare di come te la fa. Comunque sono questa cosa che fa che ne vuole su Camposanto. Una targa stabile di commemorazione che ci deve stare. Benissimo, abbiamo anche gli artisti qui, se si vuole svegliare, poi vedono. E poi puoi lamentare questo poeta, capite? È un buon esempio. Prodotto pure che ha avuto un nome onesto, di una morale, di ha valore umano, e ho andato con me da bisogno. E comunque a mentendo questo uomine lo devo un po' ringraziare, tipo Barantano comunque ha aggiunto denanti sa cultura nostra, sa lingua, sa poesia e sa tradizione. Tutto l'umano si è molto un paradiso e noi come però li queremo dare. Io sono orgoglioso di aver fatto questo, capite? Gli sono regalando una vita, insomma, gli sono tornando a dare una vita. Questa è la cosa più bella, perché la memoria è vita. In modo che i giovani, studenti, ecco. Caso che dimenticare è davvero morire. Bisogna di aumentare sempre. Certo che sì. Quando si aumenta dà l'odore sapita. E quindi ti e magari che i giovani si può appassionare. Poi ti queria rispondere a questa tale di non radicare troppo. No è che tanto a noi come associazione non ci interessa di avere un'identità. E questo lo paragono come un'afore che gioca del Raghina fungutta, no? Come una fondamenta forte, in noi due vi potete costruire sopra. Questo che ti narra, che Deo ha posato l'imba mia, saggio, però sopra,
sono raichinato bene, e mi posso appoggiare pure la lingua italiana, inglese, tedesco, francese, cioè la cultura non ha da laccana, sa? Non è che mi posso fermare, però su compito inoltre di dare alla generazione nuova soprattutto un'identità, dai cui deve partire, se tu non hai un'identità, sei un uomo del mondo, è vero, però non hai sempre usato a tenere che lingua fai dare, come ti devi dire, ti deve mandicare, ti deve valorizzare, non sa nulla di dopo. E questo che noi invece abbiamo una storia millenaria e non la dobbiamo difendere e giocare avanti, senza abbaidere al suo mondo. L'ha detto anche Gavinone, da Zeus Sardo, su Papa, ad esempio, quello che è molto sul coro di Codrongiano, a gennaio a Bennarza ha cantato il saggio in su Papa a Roma, quello che è molto comodo. Quindi può dire che questa lingua c'è un valore aggiunto. Anche ricordando per oggi, per domani, ricordando ieri. Quindi diciamo che Cucca vive. Se qualcuno vuol fare una domanda, ne approfitti ora per mettere in difficoltà Mario De Montis, ne dubito, però mettetelo in difficoltà. Forza, forza, osate, oso io. Sapete cosa significa stare qui con Mario per me? È una roba tosta, ho dovuto tenere a bada, ho invocato e ho pregato Cucca, quindi ho tenuto a bada e chiedo un intervento, una domanda, ma di quelle come le ho fatte io, C'è qualcuno? Ma se altrimenti iniziamo a ringraziare Antonello per il bel video. Giampiero, dov'è? Il caro Nughedo di Bolota, che sì, lo salutiamo perché è l'ospite speciale di queste 2 giornate, che è rimasto con noi. Tutti amici con Giampiero. Vi conoscete? Eccolo qua, è lo spiritello di Casa De Riu, Laura De Riu e tutta la famiglia per questi bei momenti, poi ancora ognuno di noi, e poi ancora il comune di Lei, e poi ancora tutta la Sardegna, chi c'è chi non c'è, e io vorrei sentire ancora Franca mentre si preparano a farti una domanda ma non hanno il coraggio. Ci provo? Sì. Aspettali qui per una domanda, Mario, tanto siamo qua 5 minuti. Okay. Non è detto che sia la DJ, no. Cioè... Non ne abbiamo fretta. No, attendo, guarda, sarà muto lì. Forza, forza, chiedete. Potete chiedere qualsiasi cosa, Glielo chiedo io, perché aveva una moglie con un figlio, tutti questi valori morali, aveva una compagna e poi ne ha fatto altri 13 con un'altra che ha sposato? Perché erano altri tempi, cioè quelli di adesso. Ed è aggiungo di questo primo viso, questo Agostino, così vi tengo. Che non ha denunziato quando è nato sua mamma, l'ha denunziato quando io ho 21 anni. Ma via vizio in domo de gusto? No, issa, sua mamma, di questo primo viso che non ha denunziato, è stato coraggioso Cucca, l'ha denunziato solo Cucca sul viso che ha dato con questa compagna a 20 anni. Beh, perché a lei sai che... Si narrea da Agostino Cucca, che Agostino si narrea sul babbo di questa compagna, comunque sul nome di questa ha cattato tutti i nomi, è un libro scientifico praticamente, tutto documentato tutto. Non è che per sentito dire, sono tutto documento, questo è un atto ad esempio di una vita che le è molti russi, è un atto civile proprio legato dai suo comune, De Ossi, via Santa Croce, che io manchi silti via Santa Croce, si narra via Olimutto questa via. Primo però via Santa Croce. Quindi isso, quando ha dato questa vicina, ha dato il coraggio della denunziare, si è alleato la responsabilità come genitore e non se l'ha alleata si accompagna però. E questo motivo io non lo può dire, non lo dico. Non vi accogliere la convivenza era un pochino vista male in quel periodo. Direi. Oggi è tutto facile. Poi su Visa Agostino si è cogliato a 21 anni nel 1907 e quindi l'ha denunziato tanto. Devo ancora la piccoletta, grazie da una cosa satta, no? E adesso parenti ne abbiamo, hai trovato parenti? Allora, oggi c'è una nipote, vado una nipote, si chiama Rachela Cucca, che non ha nulla di questa cosa, capitissa quando è nata suo nonno fu già morto. E non gliel'hanno capita suo babbo di Rachela è nato nel 1929,
quindi suo nonno non l'ha manco conosciuto. E quindi lui, suo babbo mannato non l'ha raccontato nulla di suo nonno, quindi i nostri non ci nulla nessuno. Queria narrare che questo libro ha un'altra specialità, che cada poi ottavas ineditas leadas da esa memoria de Ossesos e de altra gente che lei ha memorizzato in conca, me l'ha nata ed io che la proprio dentro il suo libro. È tutto su che dico de cucca e di cuore. Sai che è sempre comunque in movimento, mano a mano che Tra corro. 5 anni sarà 4 volte tanto. Devo dare che timidamente mi lo so chi Ti riferirà a qualcosa di Cucca, perché qui tutti andranno a indagare adesso, Scusa, non si vede più niente perché è buio. E non lo vedo. Questa cosa, si chiede indagare di Cucca deve leggere poi vostra questo libro che non esiste tante in giro. È buio. Di Cucca. Di Cucca non esiste altro, quindi si deve indagare deve leggere poi vostra libro. Benissimo. Quindi tutto quello che abbiamo è racchiuso qui e abbiamo sentito la storia di Cucca. Poi ci sono le fotografie per quelli che sono un po' crastuli e poi ci sono i cimiteri, dicevo a pranzo e lo dicevo. Quindi queste persone noi le possiamo conoscere come autori, vari ci hanno segnato in Sardegna, oppure fuori dalla Sardegna, andando nei cimiteri. Ad esempio uno dei Cucco, che è Cucco Antonio, un ufficio, Antonio Cucca, ecco, Cucca è studiato dai uno studioso che avete avuto un partigiano, Cucca Antonio Cucca, infatti che è molto in Francia, entro un libro del partigiano Saldo. L'hai trovato lì? Sì. Dove lo piangiamo con un fiore? Dove è sepolto? E Tinussi. E quindi i nostri... E sono camposanti i due belle siamo zere e due fizza. Pure? Sì. Scritto poeta. C'è scritto, no, non mi romano non avete scritto, vero Antonio? Non avete scritto. C'è scritto Antonio poeta, ce lo possiamo mettere però. Ve li scriviamo noi sa larga commemorativa. Quella in piazza ma anche in Caposanto, ricordate. E di portare i fiori, coi proventi del libro anche un mazzo di fiori al Cucca che gli aspetta sempre. Va bene? Va bene, adesso siamo finiti, ringrazio. Voleva cantare ancora ma non sì. Possiamo, è buio e quindi non posso farla cantare Franca. Però volevo dire che se non riesce nel frattempo, mentre venite qui dall'autore, chi volesse il libro, Franca Burrai con Serenata la trovate comunque qui. La faccio vedere. No, è buio, è spento il PC, è nero perché ha poca luminosità. Quindi noi che andiamo a chiudere, poi se si riattiva mentre siamo qua col firmacoppie, col consegna libri, facciamo. Vi lascio Mariedu qui, Verite qua, con penna e quant'altro. Io mi alzo e ti lascio qua da solo con il pubblico inferocito. Abbiamo battuto qualche cosa a Sazzare, là. Pure. Il polimusintro? Ci sono un piccolo rinfresco anche di dolci, roba da bere, se vogliamo mettere. Quindi aggiungo. Però prima 2 minuti ci sono i libri, altrimenti si mangia dopo. Dico dopo. Va bene. Chiudo e attendo che vengano qua. Grazie a lei. Io ringrazio Alessandra che è un vulcano di cultura, io non dico come vetta da tutto quanto, questa energia. Organizza la serata ogni dia praticamente, c'è evento culturale, c'è veramente ammirabile. Io ringrazio tutti ciò che siete bene da questo sero e a Giuseppe la Pascisce da non ascoltare. Ringrazio Antonello che non pone sempre a documento su chi facciamo, in ogni luogo, a Franca e a tutti. E ve lo lascio qui, ecco, io mi sposto, guarda, una penna, Mario è qui tutto per voi.
Grazie. Abbiamo atteso come le dite, ma ne valeva la pena, vero? Eugenio? I saluti da tutto Gazi. Non mi conosce che siamo. Qualcun altro si deve accontentare.